Oggi abbiamo fatto un laboratorio breve in cui abbiamo cercato di mettere il focus sull'uso consapevole degli strumenti digitali e sul benessere digitale. Spesso questi strumenti vengono utilizzati in modo inconsapevole anche da noi adulti ed è importante invece andare a focalizzare quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi di certi nostri comportamenti. Abbiamo cercato in un'oretta di ragionare con i ragazzi su quelle che sono le loro abitudini nell'utilizzo di questi strumenti e come possiamo correggere alcuni comportamenti che magari ci portano più verso la dipendenza che verso un controllo di questi strumenti. Ho deciso di richiedere questo laboratorio perché credo che sia fondamentale oggi educare i più giovani, gli adolescenti, però sarebbe bene anche gli adulti in realtà, un uso consapevole dei nuovi media. Magari per noi c'è una maggior consapevolezza di com'era prima e com'è ora, invece per ragazzi di 13-14 anni è importante conoscere i rischi, conoscere insomma tutto quello che sta dietro alla condivisione dei propri dati. L'incontro che abbiamo fatto è stato molto utile perché si concentrava tanto appunto sulla dipendenza da smartphone e sugli effetti che questa dipendenza può darci. È un laboratorio che ti fa ragionare anche perché con le cose che dicono non ci pensi spesso e quindi ti fanno capire a cosa siamo condizionati al giorno d'oggi. Ho visto i ragazzi partecipi anche nel raccontare le proprie fragilità e questa secondo me è una cosa molto utile perché molto spesso appunto ci si trincera dietro lo schermo. Cioè anch'io sono stata dipendente da computer, dalle serie TV, proprio perché volevo sfuggire al mondo normale, perché non volevo vivere la mia vita e sentivo delle mancanze che non riuscivo a colmare con altre cose. Un incontro finalmente dal vivo ha fatto sì che queste barriere potessero cadere e che quindi ci fosse questa libertà e anche onestà nell'aprirsi e nel dire sì, forse ho una dipendenza. Mi è piaciuto perché molte cose non le sapevo, come quando se accettiamo tutti i termini di sicurezza non è detto che siano solo quello che c'è scritto. Un messaggio, anche se inviato a due persone a pochi metri di distanza, faccia 30.000 chilometri. Tutti i messaggi che noi mandiamo vengono memorizzati nella rete. Questo non lo sapevo, infatti da oggi penso che quando sarò più consapevole quando manderò i messaggi e penserò prima di mandarne uno se magari dire questa cosa direttamente in faccia a una persona. Scrivendo un messaggio potrebbe essere frainteso, mentre andando a dirlo direttamente alla persona posso esprimere le mie emozioni, i miei sentimenti e questa sicuramente capirà meglio come mi sento e non fraintenderà, almeno si spera. Mi ha dato più consapevolezza, soprattutto perché non voglio perdere la mia abitudine per leggere, come ha parlato una ragazza nel video che ci hanno mostrato, sostituendolo al telefono. Un bel progetto da portare avanti. Mi è piaciuto molto, dicevano cose interessanti che mi hanno messo un po' in guardia e in più erano molto divertenti e sapevano comunicare bene con noi ragazzi. È un laboratorio che consiglio a tutte le scuole, ripeto, e secondo me anche a qualche adulto.